né nera né bianca. Fumata grigia, quella che si è alzata nel tardo pomeriggio di oggi nella capitale al Ministero dello Sviluppo Economico, dove si è tenuta l'attesa riunione sulla vertenza Italcementi. Attorno al tavolo il comune di Porto Empedocle con le sue due massime istituzioni locali, l'amministrazione provinciale, 3 parlamentari agrigentini, 1 regionale Michele Cimino, 2 nazionali Angelo Capodicasa e Benedetto Adragna, ed ancora le organizzazioni sindacali di categoria, un alto burocrate del Dicastero interessato alla questione e un dirigente della regione siciliana, e ovviamente la società bergamasca che ha spiegato le proprie ragioni, le motivazioni che hanno indotto la proprietà ad annunciare la chiusura dello stabilimento per fine settembre. Hanno appalesato, dati alla mano, una caduta dei consumi di cemento dell'ordine di oltre il 50%. Questo sistema attuale determina inevitabilmente un riposizionamento dei programmi industriali dell'azienda. Il sindaco Lillo Firetto, che assieme al presidente del Consiglio Comunale Luigi Troia sta seguendo da vicino gli sviluppi della vicenda, torna a casa con alcune buone notizie. Lui almeno le bolla così. Ecco la prima. L'azienda accetta, e questa è la buona notizia, un tavolo permanente di monitoraggio al Ministero delle Attività Produttive, che avrà il compito di monitorare il mercato e individuare nel frattempo, d'intesa con i sindacati, delle soluzioni possibili che individuano delle opportunità in ordine alle diverse specificità locali. Poi c'è una seconda notizia che conforta il sindaco di Porto Empedocle. L'altro aspetto è questa interlocuzione che ho potuto sviluppare con Passera alla presenza di Pier Ferdinando Casini, e che pone Passera nella dichiarazione, che per me è anche utile, che seguirà costantemente, direttamente, il tavolo di monitoraggio, sentendo di volta in volta anche l'azienda. Cosa si sente di dire ai lavoratori? Ai lavoratori domani dirò, insieme ai sindacati abbiamo un appuntamento con i lavoratori, quindi mi permetterete di non utilizzare i microfoni di televisione per parlare ai lavoratori e ai ragazzi con i quali abbiamo patito in questi giorni, ivi compresa la notte insonne trascorsa la notte passata. E anche la provincia regionale di Agrigento ha fatto a Roma la sua parte con i suoi rappresentanti, l'assessore alle attività produttive Piero Giglione e il vicepresidente Paolo Ferrara, i quali hanno messo sul tavolo una richiesta concreta. Ho chiesto in sostanza al rappresentante del governo nazionale di agevolare la possibilità di derogare al patto di stabilità, come ad esempio un ente virtuoso che rappresenta, qual è la provincia, che registra un avanzo di amministrazione di circa 18 milioni, perché così potremmo fattivamente contribuire anche noi alla risoluzione della vertenza Italcementi.